pochi minuti alle 13, quando nel silenzio rotto dal suono delle campane e dal dolore che tutti unisce, le bare bianche coperte da rose gialle e bianche arrivano sul sagrato della chiesa dedicata ai santi Martino e Lamberto. Ad attendere Francesca, 15 anni, e Pietro, 13 anni, c'è una comunità. Ci sono i loro compagni di classe, con le rose bianche in mano, i palloncini appoggiati alla parete della chiesa. Ci sono i sindaci di San Giorgio delle Pertiche e Tre Baseleghe, c'è la loro mamma, Roberta, stretta da un cordone di affetto e riservatezza. Funerali in forma privata per volere della famiglia in questo giorno di attesa del Natale per volere della mamma. Attimi delicati di grande umanità in cui le lacrime scendono silenziose e le parole sono troppe. La prima lettura dal libro della Sapienza, il Vangelo della risurrezione di Lazzaro, ritmano la celebrazione dell'addio presieduta da Don Massimo Facchin, parroco di Arsego, con accanto Don Maurizio, il parroco di Sant'Ambrogio di Tre Baseleghe. Carissimi Francesca e Pietro, esordisce Don Massimo, mi spiace che i vostri sogni non possano realizzarsi qui su questa terra, ma vi assicuro che la vostra esistenza non andrà perduta. Ragazzi descritti dal parroco attraverso le parole dette a lui tra le lacrime da mamma Roberta che ricorda Francesca, pronta a donare sorrisi, una medicina per tutte le fatiche, e Pietro, il secondogenito, travolgente, un terremoto quando entrava in casa, che condivideva le merendine a scuola e non sfuggiva alle coccole. Buoni figli, buone persone, dice Don Massimo, che continua. Fatela cadere sulle persone che amate, sulla mamma, i nonni, tutti i vostri familiari, sui vostri amici del cuore, sui vostri compagni di scuola. E con una preghiera particolare Don Massimo chiede ai due ragazzi, Francesca e Pietro, di riversare la loro bontà anche sul loro papà. Anche lui, dice, ha bisogno di amore puro. Le ultime parole sono per mamma Roberta perché riesca a vivere alla luce della fede. Momenti intimi, intensi. È il suono delle campane a ritmare il lento uscire dalla chiesa di Francesca e Pietro. Ad Arsego inizia a piovere quando il corteo sfila a piedi verso il Camposanto, mentre nel cielo volano palloncini bianchi e due cuori rosa e azzurro.